Buonasera e benvenuti a Pegaso. Drammatici naturalmente i titoli che potrete trovare in edicola nei giornali di domani mattina. Sono titoli a tutta pagina e titoli in cui c'è costantemente una parola, la parola guerra. Cominciamo con il Corriere della Sera. Nel Golfo è l'ora della guerra, titola a 9 colonne, e l'ONU lancia l'estremo appello, di cui abbiamo appena parlato, ma anche De Queglia dice troppo tardi per la pace. Il Parlamento italiano oggi affronta la crisi. Benzina più cara, case meno riscaldate. La Stampa. Ora il mondo aspetta la guerra. Scaduto l'ultimatum, disperato appello ONU. Ultimi tentativi di evitare lo scontro, Saddam irremovibile, non mi ritiro. La Repubblica, il giorno del giudizio, Saddam ha scelto la guerra, è scattata l'ora X e l'ONU lancia l'ultimo appello. Il Messaggero, sul mondo l'incubo della guerra, il gelo di Baghdad blocca anche un disperato tentativo di mediazione francese, il Papa prega per la pace, dall'ONU drammatico ultimo appello a Saddam. Il Giornale, scaduto l'ultimatum, è guerra, ritirato il piano francese dell'ultimo momento, tra Iraq e il resto del mondo la parola è alle armi. Il Giorno, Golfo, alba di paura. Massacrati a Tunisi è un altro titolo più piccolo, forse per una faida OLP, i due dirigenti più vicini ad Arafat, in rivolta i palestinesi a Gaza. L'Unità, a occhi chiusi verso il baratro, fallita ogni mediazione, anche l'Italia all'avventura, titola il giornale del Partito Comunista. L'Avanti, l'organo del Partito Socialista, il quotidiano del Partito Socialista, che idei il giorno della guerra, scaduto l'ultimatum delle Nazioni Unite all'Iraq. Il Popolo, quotidiano della Democrazia Cristiana, Golfo, nessuna rassegnazione, estremo appello ONU a Saddam, via dal Kuwait. Tensione nel mondo, allerta nella regione, oggi riuniti governo e Parlamento italiani. L'Umanità, quotidiano del Partito Socialdemocratico, pace ma nel rispetto delle risoluzioni ONU, scade l'ultimatum del Consiglio di sicurezza, si assottigliano le speranze per una soluzione diplomatica. Il Manifesto, non sparare, ultimatum scaduto, gli USA bloccano l'ONU, Bush pronto ad attaccare, rivolta in Palestina dopo l'omicidio di Abu Iyad. Italia, si vota la guerra, dice il Manifesto. Osservatore Romano, il giornale del Vaticano, scusate, il mondo in preghiera per evitare un conflitto armato. Ore di trepida attesa alla vigilia della scadenza dell'ultimatum per il rispetto della risoluzione dell'ONU. Questi i titoli, purtroppo tutti drammatici, come è ovvio vista la situazione dei quotidiani italiani. Noi chiudiamo qui dandovi appuntamento per un'edizione speciale del TG2 domani mattina alle 7:30. Grazie per l'attenzione e a domani.